Ciao avventurieri e benvenuti in questa nuova motoavventura. Oggi, come potete vedere, sto attraversando Monti, il paese del vino, perché è proprio da qui che prende avvio l'emozionante strada statale 389, che anche oggi ci condurrà nel suggestivo territorio alaese. Nell'itinerario di oggi, infatti, dapprima visiteremo il piccolo borgo montano di Scala Pedrosa e poi, percorrendo parte della pista sterrata Terranova, tappa ufficiale del Rally Italia-Sardegna, raggiungeremo la vedetta forestale Sappara, che dai suoi 750 metri di altitudine vigila sull'intero altopiano alaese. Andiamo avventurieri, scopriamo insieme questa nuova emozionante tappa del selvaggio territorio alaese. Allora avventurieri, ora lasciamo la 389 e ci addentriamo in questa stradina verso il borgo di Scala Pedrosa. Andiamo a visitare questo borgo montano di Ala dei Sardi, percorrendo questa stradina che si addentra nei monti di Ala. La strada si fa cementata. Andiamo a fare una visita a questo borgo. Intravedo le prime case, vedete? Sono giusto una decina di abitazioni che vivono in quest'altopiano. Ovviamente si conduce una vita agropastorale. Bene avventurieri, ora siamo ritornati indietro perché voglio provare a raggiungere la vedetta forestale di Sappara. L'obiettivo di oggi, ci addentriamo nella foresta di Terranova. Anche qui la strada è asfaltata al momento, ma poi percorreremo anche un tratto della tappa Terranova del Rally VRC. Anche queste strade sono interessate da manifestazioni motoristiche, sia il Rally Mondiale Italia-Sardegna che il Rally motociclistico Sandalian. Bell'aria pungente stamattina, qui siamo sui 7-8 gradi, ma almeno è soleggiata. Ora stiamo andando verso il salto di Terranova, anche questo è un salto del Rally Italia-Sardegna. Vediamo se riusciamo a fare un piccolo salto anche oggi qui, che è Terranova Jump. Proprio questo avventurieri. Ora continuiamo il percorso rallistico, andiamo in direzione della vedetta forestale. Vediamo se riusciamo a raggiungere questa bellissima terrazza sui monti di Ala dei Sardi.
molto sabbioso, è un continuo svanda svanda. Cedo con cautela perché qui non prende nemmeno la connessione. Ecco avventurieri, qua intravedo la vedetta forestale, continuiamo verso la vedetta. Avventurieri, siamo arrivati. Allora avventurieri, percorrendo parte della tappa Terranova del Rally Italia Sardegna siamo arrivati alla vedetta forestale di Alà dei Sardi, Sapara o Sappara, non so come sia di preciso. Siamo a 750 metri di altitudine, vedete? La vedetta oggi è chiusa, non è presidiata, guardate che è bella, però vedo che è frequentata, quindi facciamo il giro dall'esterno e raggiungiamo il punto panoramico migliore perché domina l'intera vallata. Guardate, saliamo proprio lassù, c'è un panorama bellissimo. Guardate avventurieri, ci siamo quasi. Guardate che spettacolo. Questa è la vedetta, vedete, da qui si domina gran parte della Tagallura, tutto l'altopiano di Alà dei Sardi e Budusò. È stupendo. Guardate avventurieri, un luogo aspro e selvaggio dove il verde dei boschi mi abbraccia a 360 gradi.
avventurieri, da questa spettacolare terrazza panoramica sull'altopiano di Ala dei Sardi si conclude anche questa nuova motoavventura. Mi raccomando, se anche questo video vi ha emozionati lasciate un like, condividetelo con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per non perdere le prossime avvincenti destinazioni. Ciao avventurieri!